Spettacolare. Sì? Dimmi. Qua. Dove? Allora, siamo scesi perché abbiamo trovato altri due ragazzi che stanno esplorando la villa e più che altro qualcuno si è dimenticato di settare bene la macchina. Però meno male perché la luce è più bella adesso di prima. Che sono un po' stanchina in questi giorni. È sempre con la S, ma sei scema. Tieni il tuo gimbal. Adesso siamo saliti di nuovo. Qua c'è un bagnetto. Non l'ho ancora visto. È proprio il trono quello. Sì. Che c'è la casa, stai parlando? Ah, sì. Ammoniaca. Però questo qua... Cosa c'è? Non lo so, non riesco a aprirlo, non capisco come si apre. Direi... Ah, ok. Ah, niente. Aperta. Andiamo a vedere di qua che va. A parte la vetrata a sinistra. Vetrata. Oddio, ok, non sono davanti alla No, siamo in strada. Andiamo a vedere di qua. No, ma scende solo il pavimento. Che spavento. Vai di qua. Vedi che bello che è. Quella è la luce che vedo da fuori. Sì. Ok. Mi fa una paura quello che scende così. Che è nuovo, però... Oh, che bagno! No, vabbè. C'è ancora il dentifricio e lo spazzolino sulla sedia. Ma guarda. Ma no. Ma ci sono i prodotti. Ah, non le avevo viste. Saponetta, CPO all'olio d'oliva. Ma solo la scatola, va. Ma qua ci sono i prodotti. È pieno. Aspetta che ho paura. Non mi sembra tanto più, infatti. Intima di Carinzia. In bustine. Detergente in crema per la... Ah, le confezioni da viaggio. Lire 5.500. Per ora in omaggio. Con qualche... Poi... Masettini. Questo è un portasapone. Saponi... Però ci sono dentro... I cambi. I tappi. Tappi. No, c'è un profumo forse. Dove? Quello nero. Bigodini invisibili. I bigudini. Bigudi. Pazzesco. Bello, se mi mettevo un paio di guanti era meglio. No, non è un profumo. Questo Ah, una spazzola. Mi sa che è il manico di una spazzola. Che robe. Qua c'è una spazzola che... Sì. Perdonerete se La non... lampadina classica. Lampadina classica. Eccola là. Aspetta che chiediamo un po' perché è tanto piccolo. Sì. Ho paura. Sì, ma... E che bel culo anche. Una volta... C'è proprio una culla. Bello. Questa è una culla. Un lettino da bambino. Bella. L'ho messo un po' peggio sopra. Un deposito. Oddio. Cosa? Mi dava l'idea che si capottasse. No, hanno iniziato forse dei lavori. O non usavano sta stanza.
tipo fosse deposito, no? Queste erano state tutte mensole. Non lo so. E sono altre cose. Appunto, non so. La corda, ci sono le corde vecchie, i bauli. Scatole di legno. Sì. Ma pare più cosa d'epoca queste. Mi sa che qua si arriva. La stanza qui a fianco. Sì. Poi i bauli vecchi. Ma che belli. Sapone antiappannante. Madonna. Ah, sì, per i vetri. No, scusa, io ho visto una cosa di qua. No, è incredibile. Ma che cos'è? È un banchetto da Un lavoro. laboratorio qua. Credo di sì. Camping gas. Vieni. Sì. Olio Carli. Davvero? Non ci sta? Sì. Questa credo che fosse una vecchia. È una Sì, una cassa, sì. tipo filo di fusione. Esatto. E quello? Credo qualcosa della corrente. Non so, un trasformatore. Trasformatore. Guarda tutti i giornali vecchi. Guarda. Cartoline, giornali. Sì. Portacartoline. Portafoto. Porta foto probabilmente. Anche qua, guarda. Sono. Non so se fai luce perché non capisco. Ah no, era una tipo enciclopedia. Mamma mia, bella vecchia questa, eh. Organizzazione. Questa è una. Sì, tipo enciclopedia, no? Sì. Vedi, poi ci sono tutti i dati e la storia del. Popolazione in 5 parti del mondo, vedi? Sì, qualche enciclopedia. Adesso non tocco tanto perché non ho i guanti. E faccio qualche clippetta fatta bene. Ma la vecchia stufa. Eh sì. Un'altra Ma ci sono pure. decorazione. Erano dove si poggiava. Ah sì, il legno. Solo che visti da davanti sembravano due pupazzetti come. Sì. Guarda, guarda. Che bello. Era un rilevaggio. Sì. Tutti gli ma questo. No! No, questi giradischi! Cioè, avevi il giradischi sotto bar. E qua c'era la radio, mi sa. No, spaziale questo. Questa è una cassa. È spaziale. Bello. Mamma mia. Bellissimo questo. Sì. Sì. Bagno. La cucina. Bagno con la lavella. Sì. Ma è grande però. No, è il water e doccia. E vi dà. Non faccio più uscire. Andiamo a vedere su.
che sia il sottotetto. Anche che sì. Dove ci sia dell'altro qua. Sottotetto. C'è una pentola, un pentolone. Sì, delle ceste. No, Cosa? Ma sono culle. vecchie culle e questo è qualcosa per i cavalli. Ma sono culle. C'è anche un baule, due Guarda bauli. che qua se attaccavi i senai. Sì, i giochini. Lì c'è il pizzo. Vuota. Questa era per i conigli, mi sa, queste gabbiette qua. Non saprai. Devo fare delle foto poi. Arrivo, eh. Voglio vedere qua dentro cosa c'è. Queste sono vecchie. Ste culle. Hai visto il baule di latta? Eh sì. Niente in particolare, un vecchio tavolo forse. C'è uno sdraio qua. Molto a sinistra. Un vecchio sdraio. Sì. Hai quello? Sembra una slitta. Può essere. Tipo. Cioè. Vedi? Sa di sì. Magari una vecchia altalena. Questa era un'altalena, guarda. E anche quella era un'altalena doppia. Sì, perché i ganci ce l'ho sempre visti. Quell'altalena è anche se siedono i due bambini. Sì. Panca, porte. Non riesco a decifrarlo sto posto. Neanch'io. Qua sta venendo giù il tetto. L'ho visto dal Maps. Quelle erano le portafioriere fuori. Ah, queste foto. Queste foto. Guarda che luce. Guarda che foto. Fotograficamente ignorante. Che rompipalle. Non capisci Rompipalle. la bellezza di avere sta luce. Madonna, che bella. Posso stare qua dentro un anno a far foto? No. No? Andiamo a vedere i sotterranei. Se mi tocca. Hai visto qua dentro? Ho paura di terra. Occhio che cascano I cuscini. i cuscini delle cose. Anitra VC. Mitico Anitra Sì, VC. ma sono tutte cose per pulire, vedi? Sì, sì, sì. I leda, stracci, Cuscini delle sedie. cuscini alle sedie, queste sono tutte della parte esterna, no? Penso proprio di sì. Nel giardino. Non mi era chiesto cavale tutte storte. Non ho capito tutto. Vabbè, è rimasto gran poco. Era gigantesco. Sì, credo che fosse tipo la cantina dei vini, può essere che avessero le botti qua. Però vedi l'impianto elettrico? Era già più moderno, Sì. con i neon, le canaline. Potrebbe essere che ci fossero le botti appoggiate, no? Non saprei. Penso di sì. Cosa saranno sti murettini? Sì, sì, anche di là. Fresco è fresco. Sì. Poi ci sono i ganci. Dove? Arrivata una goccia e via. Ah, per i salami forse. Che saranno in ricetta intera. Il maiale intero. Sì, ma sono giganteschi sti ganci. Terra dei salumi qua. Sì, e anche a voi. Attento. Sì, sì, ho visto. Qua c'erano chiaramente Mensole. mensole, sono stati formaggi. Ah, sì. Guarda che tinozza. Vedi che qua c'è le luci. Sì, sì. Ci sono
Guarda. Arriva, eh? Ma questa sottoscala non c'è. Non penso. No, La pisciatina di auto, però beh, guarda, sì, è abbastanza nuovo. è moderno, è moderno. No, è sottoscala. Ma allora, poi ci stanno molto di roba qua. Boia, c'è un'altra scala che va su qua. Si andrà fuori forse. Che bisogna filmare, ma... Ci guardiamo. Aia. Qua ci sono vecchie piastrelle e una tinozza. Questo era un vaso da giardino forse. Può essere, non saprei, sembra un enorme tinozzo, ma Di là non c'è niente. no, è proprio tutta vuota. E di qua per la scala che salgono. Ah, c'è la botola, vedi? Ah, sì, qua si va in giardino, mi sa. Sì. Vabbè, basta. Torniamo su che possiamo chiudere il video. Bene, siamo arrivati alla fine. Abbiamo visto tutta la villa che non mi immaginavo così grande perché tante volte vedi solo foto. le foto del piano terra dove c'è il coniglio. Ma invece ci sono anche tutti i piani superiori. Più che altro ben conservata, perfetta. Molto ben conservata, quindi mi raccomando, chissà dov'è, non lo dica se non a persone di estrema fiducia perché Esatto. sarebbe un super peccato andasse vandalizzata E distrutta. e distrutta. Bene, direi che possiamo chiudere qui. Ringrazierei ancora una volta gli amici, le due Urbex che ci hanno indicato le coordinate. Salutiamo gli amici di Urbex Piacenza che abbiamo trovato qui. E, Esatto. come al solito vi invito a iscrivervi al canale. Se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, a voi non costa niente ma ci date una grandissima mano. Vi ricordo se vi va l'abbonamento su YouTube e su Patreon dove trovate anche tutte le gallerie di tutte le foto di tutte le esplorazioni, anche quelle che non pubblico pubblicamente. E lasciate anche l'hype sui video, fate hype che adesso vale tanto, quindi maglie de hype. E sì, basta, chiudo perché gli sta venendo una sincope al braccio. Bene, alla prossima. Ciao. Addio.